Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con la cronaca. 10 Daspo Willy sono stati emessi dalla questura di Varese nei confronti di altrettanti giovani, 8 dei quali minorenni, ritenuti responsabili di 2 risse avvenute nel centro della città. Ai ragazzi sarà quindi vietato l'accesso a tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento nel centro di Varese per un anno intero: ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar, sale da ballo, sale da gioco e locali notturni. Si tratta di divieti di accesso per la movida violenta che prendono il nome dal caso di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro. Violarli comporta pene severe, la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. La prima rissa era avvenuta a febbraio e i protagonisti avevano agito, secondo gli inquirenti, con modalità da vero e proprio branco. Il secondo episodio risale invece ad agosto. Si era verificato in un noto locale della movida varesina. C'era stato il pestaggio di un giovane avventore dopo un diverbio per futili motivi ad opera di coetanei e la vittima aveva riportato la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico. Andiamo ora a Verbania. Paura nel centro di Pallanza oggi pomeriggio. Un'auto è finita infatti nella vetrina dell'ambulatorio dentistico che si affaccia su piazza Gramsci. Secondo la prima ricostruzione della polizia municipale, un uomo residente a Rho, classe 1953, colto da malore e in seguito deceduto, ha percorso la rotonda tirando dritto, attraversando il marciapiede e fermandosi all'interno dell'ambulatorio, dove per fortuna in quel momento non c'era nessuno. Subito sono arrivati sul posto l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'automobilista è stato trasportato in gravi condizioni al vicino Dea del Castelli, dove è morto. Con lui in auto c'era la moglie, in stato di shock. Bastavano pochissimi metri e l'auto sarebbe finita contro i tavolini esterni di un bar o nel vicino negozio del barbiere. A Caronno Pertusella, la vecchia Varesina continua ad essere teatro di incidenti. L'ultimo è di questo pomeriggio, nel tratto di Viale 5 Giornate, dove si è ferito un uomo di 43 anni ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Varese. Lo scontro è stato tra una vettura sbucata da via Isonzo e lo scooter guidato dal 43enne. Non appena è stato dato l'allarme, il 118 ha mandato sul posto un'ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e l'automedica di Como, che hanno poi trasferito il ferito a breve distanza, dove è atterrato l'elisoccorso di Milano. I sanitari hanno valutato i parametri vitali dell'uomo, per poi trasferirlo all'ospedale di Circolo di Varese. È stato ricoverato in prognosi riservata, inevitabili i disagi per la viabilità. Ancora cronaca. A Lonate Pozzolo 3 pecorelle sono state rubate dal presepe realizzato dai volontari. Si erano messi di impegno i cittadini lonatesi Mario Blini e Angela Ferrario qualche giorno fa e avevano realizzato all'interno del parco Bosisio un presepe davvero gradevole nella sua essenzialità, con la mangiatoia, le statuine e alcune pecorelle. Qualcuno purtroppo non ha condiviso l'idea e, come per fare un dispetto, ha lasciato inalterata la creazione, ma ha voluto rubare 3 pecorelle che, a quanto si è saputo poi, sono state addirittura rotte e portate nel cortile della Via Crucis, a 2 passi dal campanile della parrocchiale di Sant'Ambrogio e a un centinaio di metri dal parco Bosisio. Voltiamo pagina e andiamo in regione. La discussione sulla riforma sanitaria oggi è finita nel caos. Brandendo cartelli con le scritte "meno liste d'attesa" e "basta nomine politiche", tra proteste e fischi, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno occupato l'aula consiliare di Palazzo Pirelli, imponendo di fatto la sospensione del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi aveva appena annunciato l'inammissibilità di oltre 1.000 emendamenti e di più di 3.900 ordini del giorno sui 4.800 depositati dalle opposizioni, quando è scoppiata la dura protesta. Questa è una tagliola ufficialmente istituita, ha poi commentato su Facebook il capogruppo 5 Stelle Massimo De Rosa. Mi hanno espulso insieme ad alcuni colleghi perché abbiamo protestato di fronte al taglio dei nostri emendamenti e ordini del giorno alla non riforma Fontana Moratti. Prima rifiutano il confronto e poi eliminano le nostre proposte. Difendiamo la sanità pubblica, ha concluso De Rosa. Tra gli espulsi anche il consigliere regionale di Varese Roberto Cenci. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei poliziotti della Digos. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata!